sta molto lento sta andando molto lento questo aspetto di vaccinazione. Non nasconde il disappunto il direttore generale dell'ULSS 2. Certo non ci si attendeva a un boom, ma sicuramente una risposta migliore per le prenotazioni di Novavax. Il dato sul portale però è chiaro. Erano 98 nella prima giornata, 127 in mattinata e la situazione, a meno di stravolgimenti, dovrebbe mantenere questo andamento anche nell'immediato futuro. Nel frattempo sono 14.900 le dosi del vaccino consegnate nella Marca dai furgoni del Corriere Espresso di Poste Italiane all'ospedale di Vittorio Veneto, centro di smistamento. Nelle prossime ore si inizia la somministrazione per quello che è stato considerato e ribattezzato il vaccino che può piacere ai Novax, fondandosi su una modalità di azione diversa rispetto a quella di Pfizer e Moderna a base di RMNA e di AstraZeneca e Johnson Johnson a vettore virale. Le cause delle prenotazioni a rilento? La ancora difficile comprensione di questa differenza rispetto agli altri vaccini, ma non solo. La nostra provincia, ricordo a tutti, abbiamo avuto tante positività e quindi di conseguenza chi è positivo, anche tra coloro che sono restii alla vaccinazioni, poi questa vaccinazione la devono fare entro 6 mesi dalla positività. Quindi anche queste persone hanno molto tempo per potersi vaccinare. Senza dimenticare lo zoccolo duro in aree specifiche del territorio. Sappiamo benissimo che la nostra provincia, soprattutto nell'area pedemontana, è come dire, ha un numero di Novax, di persone contro le vaccinazioni complessivamente molto elevato. Prova ne sia che anche in quell'area, anche le vaccinazioni che facciamo per i bambini, che facciamo per le persone anziane, hanno una percentuale molto bassa, intorno all'85% rispetto alle altre zone della provincia che si aggirano intorno al 95%.